Gentili amiche e cari amici, buongiorno da Andrea e da domenica 22 maggio, che barba! Andiamo a bagnare rasatura in una giornata che si sta facendo calda nella temperatura e non solo in quella. Bagniamo e partiamo da zero. Oggi sarà una rasatura italiana, una rasatura che ha già la promozione oggi nella sezione promozione delle piccole radio italiane, Radio Power Napoli. E dice, vabbè, perché Napoli? Tu non sei a Napoli? No, qua la presenza campana è forte, ma abbiamo sottofondo un neomelodico che ci vuole un po' di stomaco e pazienza ad ascoltarlo, ma visto che siamo nel paese dei furbi e non per fare chiaramente degli riverenti parallelismi, abbiamo San Dolor Furbo come prebarba che abbiamo già provato in altre occasioni. Questo fa parte dell'omaggio che l'amico Vincenzo mi ha inviato nella sua famosa scatola ormai diventata celeberrima. Cerchiamo di avere messo in linea giusti i giorni dall'inizio del conflitto in Ucraina, l'87° giorno di guerra. Ultimamente si è saputo meno, in media come vedete dosano a seconda di quello che gli serve il volume di sangue che viene passato in televisione, perché c'è probabilmente a questo punto il desiderio prima del periodo estivo di cercare di rassicurare per quello che è possibile l'Europa, stretta nella tenaglia fra l'Asia, la Cina, la Turchia e gli Stati Uniti, ormai praticamente nostri, come è sempre stato fin dagli anni del primo dopoguerra, padroni, noi siamo i loro vassalli. Andiamo avanti, la barba è di 3 giorni, fatta con i soliti rasoiacci, quindi se la rasatura deve essere identitaria, oggi useremo intanto lasciamo agire il furbo, lasciamo che la pelle lo assorba. La profumazione è veramente interessante rispetto a tanti altri prebarba che io utilizzo, sempre con il dubbio che essi servano a qualcosa. Abbiamo Vasco Rossi a Trento che abbia cantato 2 serate, una l'altro ieri davanti a 120.000 persone, i timori americani, poi Federico Rampini. Io ieri mi sono un po' offeso perché durante Stampa Regime Marco Taradas ha dato dei fessi, dei cretini a chi come me pensa che gli Stati Uniti abbiano qualche interesse a che il conflitto in Ucraina, non è la guerra, perché non è una guerra, Putin tiene a specificarlo, ma che esso vada avanti, che si espanda per lungo tempo, perché hanno interessi a far sì che con le loro armi possano alimentare quel mercato guadagnandoci un sacco di soldi. Federico Rampini dice che tutto questo non è vero, perché in fondo dice che quello che gli americani guadagnano sulle armi spedite in Ucraina è niente rispetto al loro giro d'affari. Beh, grazie, no? Hanno spedito altri 40 miliardi, di cui metà sono armi, e anche il gas, visto che sono sotto pressione da parte dei verdi nel loro paese, non possono fare più prospezioni petrolifere, non hanno nessun interesse a vendere il loro gas liquido in Europa, tanto meno in Italia dove ci mancano dei gassificatori. Quindi, come dire, Biden è lì per caso, e se non è in cattiva fede quantomeno è poco lucido, e lasciatemi fare un po' di ironia. Questa è una farfalla, un rasoietto degli anni 50 credo che si apra, perché se siamo a Napoli, se ascoltiamo neomelodiche e se siamo sul fare del mezzogiorno, quindi l'ora di pranzo, ci raderemo con un rasoio che ha una simpaticissima arabescatura classica, incisione che toglie circa 2 centimetri e mezzo nella parte che va a ruotare. Vedete, chiudendo, vi lascio lo slow motion, in modo che aprendolo vedete come ci si faceva la barba in quegli anni, ai tempi dei Shusha, come ha detto quel genio incompreso, molto fedele al bottiglione, che si chiama Edward Luttwak, che si prende anche di prenderci in giro. Quindi noi andiamo avanti. Cosa inseriremo? Sempre trovate nella scatola di Vincenzo una lamana Wilkinson, che ragionevolmente può essere un bundle, trovate in un Wilkinson classico, quello nero di plastica, oppure qua acquistate a parte. Le lame Wilkinson sono sempre belle, hanno anche una bella presentazione, solo serigrafate nella parte superiore. I 4 punti decola, quelli non mancano mai, sono come il prezzemolo. Quindi mentre apriamo e scoperchiamo questa sorta di osservatorio, sapete che aprono la cupola per far uscire l'occhio del telescopio, noi la richiudiamo e la lasciamo serrare bene, perché mi è successo questo come avviso l'altro giorno, serriamo bene a fondo, che si sia leggermente aperto non avendo chiuso bene, e se si apre la calotta l'esposizione che vedete in origine, quella che è, può risultare, spero la vediate a fuoco, più ampia, e quindi fare dei tagli e dei danni. Oggi cosa ci raderemo? Se qualcosa di semplice come il nostro povero disperato paese: acido palmitico, acido stearico, non cifra, olio di cocco, limonene,
tetrasodio, alcol denaturato, citronella e un sacco di cose in questo Wilkinson, Total Wilkinson oggi, quindi lama abbiamo detto nella sua bustina e sapone sempre omaggiato nella famosa scatola di Rotondella. Lo troviamo come un sapone decisamente duro. Io non ho usato acqua di vegetazione, magari provo a mettergliene un po', a bagnarlo un po', cosa ne dite? Alessandro Nurse mi saprà dire se vale la pena di dare un ammorbidimento, e mentre ci lasciamo veramente un secondo per prendere un po' di tempo, procediamo oggi con il menù cos'è? L'anteprima news, cominciamo un po' da zero. Giorgio Dell'Arte nella sua rassegna ci parla di Sisal, Andrea Cuomo ci racconta una simpaticissima storia di chi racconta il proprio lavoro. Uno di questi è lavorare alla Sisal staccando gli assegni ai vincitori di cifre consistenti dei concorsi. Lavora a Milano da 14 anni, dopo 38 di carriera, il 30 giugno andrà in pensione. Io questo ve lo posso far leggere così, se volete riuscirete a leggerlo. Io, quella parte più interessante riguarda, al di là di tutti i casi personali di donne e uomini, gente che ha trovato il biglietto, gente che l'ha dovuto presentare, gente che l'ha presentato molto in ritardo, mai nessuno però pare che si sia dimenticato di andare a incassare, cosa che invece accade con i biglietti della lotteria se non mi ricordo male. Ma quello che dice che ha colpito di più questo funzionario è stato un ragazzo che aveva vinto 77 milioni e dopo 2 mesi ancora non si era visto. Si presentò a fine settembre, serafico. Era un ragazzo, ci raccontò che stava lavorando in una pizzeria sulla Riviera Romagnola e che non aveva voluto mettere in difficoltà il titolare lasciandolo a metà stagione. Questo è quello che Giorgio Dell'Arti ci riporta, perché è un senso del dovere. Oggi non si trova personale in nessuna attività di nessun genere, non parliamone qua sulla costa durante il lavoro estivo. Questo ragazzo, vabbè, che aveva vinto 77 milioni, ma anziché dare un calcio nel culo al titolare, ai tavolini dove andava a servire gli aperitivi, è rimasto lì fino alla fine e adesso godrà di una meravigliosa vittoria, di una meravigliosa vincita, bello come esempio anche da insegnare ai nostri ragazzi. E mentre aspettiamo ancora che l'acqua di vegetazione faccia il suo corso, io ho messo a bagno, invece da diverso tempo, oltre mezz'ora, perché poi ho dovuto fare altro, uscire per una commissione, il nostro Omega, da strizzare ovviamente in ciotola Fabergé, attualmente, che andiamo a strizzare, in puro tasso 100%, che andremo a testare con il nostro, scogliamo la nostra ciotola, con il nostro Wilkinson, classico rasoio che ci si aspetta di trovare in qualunque barberia dell'Italia centrale, sui litorali, ma anche nell'interno, nell'Italia dell'osso, quella che piace tanto al poeta Franco Arminio. Quindi andiamo a caricare il pennello senza caricarlo troppo, perché in alcune puntate fa probabilmente ho caricato troppo con l'Iro, ricordate, di Iepariello, e probabilmente quel tallo mi ha giocato un brutto scherzo. Qua sembra che carichi molto bene. Diciamo che proviamo, perché per me è un test, non ho mai usato questa sorta di saponi duri che devono essere naturalmente easy, se sono venduti sul mercato come prodotti li devono usare tutti, devono essere usati da tutti. Questo è il risultato del primo prelevamento, quindi andiamo a bagnare e a breve sapremo come si va a montare su una barba come la mia. Acqua. Naturalmente la crema troverà in viso anche l'acqua che ho messo, oltre che quella che è nel pennello, che non ho strizzato troppo, chiaramente fa da detonante pacifico per l'esplosione di una buona crema da barba, e quindi ci radiamo. Mentre sentite la tarantella napoletana non smette di riempire le aree, le note, alziamo un po', vi lascio godere, se non è inutile sponsorizzarla. La musica nera del sangue di Napoli, e poi vi spiegherò perché Napoli oggi è protagonista, per un po' lo capirete. Per una parte, che ovviamente è stata la convention di Forza Italia, dove Berlusconi è ritornato sul palco a parlare per 1 ora e mezza, ieri ne parlava Tajani, della capacità, ogni tanto si abbassa il volume della Power Napoli, che non è tanto power, ma un po' ha qualche problema probabilmente di emissione, no, è tornata prepotentemente con uno spot. Sentiamo
l'ora esatta, vi regalo l'ora esatta, compresa nella domenica che barba. Sentite come pompano nei bassi del rione Sanità, Ermanno Rea, questo secondo motivo, il primo era Berlusconi. Berlusconi che apre e richiude il Forza Italia, manco fosse un tavolo da picnic, questa mente non è mia, ma è tratta dal Foglio e la trovo una metafora meravigliosa. Ieri esibiva una dentatura bianchissima di denti finti, ovviamente. Si è rimessa a parlare del suo taglio dei dipendenti di Palazzo Chigi che da 4.000 li ha portati a 1.300, sono le cose che raccontava nel 1999 durante i suoi comizi. Comunque sono passati 22 anni e ne sono belle che 30. Lunedì credo che sia il giorno preciso in cui salta in aria l'auto di Giovanni Falcone a Capaci sull'autostrada Palermo, isola delle femmine. Bene, non è un montaggio così spumoso, voglio aggiungere un po' d'acqua nel ciuffo per vedere se riesco a recuperare un pochino, magari provo a chiapparla un po' dalla ciotola per vedere di fare un po' di face lathering, un po' di montaggio in Fabergé della nostra Wilkinson versione nera. Buone le sensazioni, abbassiamo un po' che sennò qua sembra di essere veramente a Castel dell'Ovo e non sentite più nulla se non neanche gli schiaffi del tasso puro, le schiaffoni di crema. Quindi è sempre offerta la rassegna stampa dal sottoscritto, il dottor Scannapieco, che va a recuperare dei giornali della stampa, delle notizie, dalle informazioni, da tutto quello che ritiene che possa essere per voi un motivo quantomeno di riflessione e che soprattutto non sia nulla che vi possa annoiare, ma io credo che a questo punto siamo abbondantemente pronti, nonostante non si tratti certamente di una schiuma, come vedete si vede in trasparenza la barba, quindi è stata montata in maniera un pochino elementare, quindi forse ne devo prelevare di più, il pelo è abbondantemente massaggiato per accogliere la potenza di taglio di questo Gillette Vintage che ho acquistato in bundle con altri oggetti, tra cui uno Yaki, una crema Floris da barba, da un amico di Trieste. Eccolo qua, si chiama Mario, che saluto Fulvio, saluto Fabrizio, Davide e tutti gli amici, Vincenzo, Samuele, che l'ho visto in fase nozze, in una bella fotografia, lo zio Sam, saluto il Monco che non vedo, non sento da tempo, mentre Wilkinson, sì, sta comprando, scusate, devo prendere un piccolo oggetto che è la mia Carlito, ecco io senza la Carlito non riesco a utilizzare, non usando l'acqua corrente per sciacquare, a parte che avevo anche il lato pulito, rieccomi. Il suono della barba tagliata in pelo, prima fase, da questa lametta, è quello che serve, perché bisogna anche ricordarsi che è inutile investire su costose attrezzature. In fondo, come dice il mio barbiere David, che saluto a San Pietro in Palazzi, Barberia alla Nazionale Stile, a Cecina, dice in fondo ci stiamo facendo a barba. Andiamo per il secondo passaggio. Bene. Quindi approfittando che abbiamo verificato essere molto poco spumosa la schiuma della Wilkinson, io però qua vedo che queste creme, ed è la seconda volta, mi lasciano senza materiale. Allora a questo punto è purtroppo necessario riprendere dalla ciotola un po' di materiale, perché non è che sia un sacrilegio prelevare più volte dal sapone duro quello che serve, perché se il sapone viene utilizzato e finisce non ci si può fare la barba senza sapone, se no è inutile. Il pennello è sempre sinistrorso, giro sempre in senso antiorario, non prendetemi male, non mi giudicate, non mi date una connotazione politica con quello che vi ho appena detto. Quindi i timori americani, Rampini, non solo lui, in pratica stanno dalla parte degli Stati Uniti. Questa è chiaramente propaganda occidentale, io continuo a rimanere della mia idea e dopo il servizio che ho visto ieri sera sulla 9 mi sono fatto le mie idee anche sul profilo di Vladimir Putin, che da sfigatissimo impiegato del KGB è diventato presidente della Russia, poi primo ministro e poi di nuovo presidente, e poi andiamo avanti di presidenza in cadrega in cadrega. Bene, secondo passaggio ovviamente
con la pelle liberato dal karma, come dice Madame, invece liberato dal pelo si riesce a trattare con questo ottimo profumo. Da barberia, manca solo l'aria che entra dal mare. Io non ho la casa sul mare, vivo vicino al mare a 2 chilometri, ma non ho la casa sul mare, se no sarebbe un misto di meravigliose sensazioni olfattive che vanno a mescolarsi con tutte quelle che sono inserite in questa numerosa. Io ve lo faccio vedere se volete poi approfondire, ve lo metto, spero giusto, è tutto pieno di crema, ma il problema di vedere quando si maneggiano scatole, ecco, questi sono tutti i componenti che, se volete fare ferma immagine, potete ritrovare nel sapone Wilkinson scatola nera, che non è la scatola nera dell'aereo di Ustica del 19, né tantomeno quella che era nella gobba di Giulio Andreotti, come diceva, un Grillo più simpatico di quello che poi passò ed entrò in politica, quindi è la scatola nera che contiene una crema. Però se volete fantasticare e volete avere uno dei motivi per cui oggi ho dedicato a Napoli e a dei prodotti molto semplici che sarebbero stati apprezzati proprio in quella città governata dal simpatico governatore Vincenzo De Luca, possiamo andare a prendere direttamente dal giornale che voi sapete ultimamente leggo abitualmente, ma questo sabato e domenica che viene venduto valido per 2 giorni, che è il Foglio, chiaramente, che dopo l'apertura di Nicole Flammini sulla Russia, partiamo da qui, che insegna ai suoi studenti a difendersi dalla NATO marciando verso il futuro col passo del gambero e la Z negli occhi. Insomma, cosa dice Nicole Flammini? Che la piccola realtà come l'Ucraina, un territorio piccolo ma ricco e sterminato, ha deciso di reagire sbalordendo tutti, sbalordendo chiaramente la Russia, e che la guerra vada spiegata anche e soprattutto agli studenti. La Russia l'ha capito da prima che il conflitto scoppiasse. La scuola è il posto in cui si investe sulle nuove generazioni e il Cremlino sa che è lì che deve andare se vuole che il putinismo abbia un futuro. Questo vale anche chiaramente per i nostri ragazzi che studiano a scuola. Eccolo qua. Se la madre è Napoli, qua vedete questa immagine di uno Scugnizia a Napoli negli anni 40, senza le scarpe, che vivevano, come riuscivano, altro che Shusha di Luttwak. E qua perché Ermanno Rea, scrittore napoletano, l'ha odiata e amata. Il suo ultimo romanzo Nostalgia ora è un film di Mario Martoni in concorso a Cannes, andate a vederlo, dove si parla di questo uomo che vive all'estero da tanti anni e viene un giorno a Napoli, torna a trovare la madre che non vedeva da una vita perché non si era mai voluta trasferire insieme al figlio, e la trova in condizioni in un basso di Napoli, rione sanità, che non vi racconto perché non ho neanche visto il film, ma ne parla bene chi ha scritto questo articolo, non mi ricordo più chi è, ma glielo posso dire, e che quindi prende questa donna, la lava in un lavacro liberatorio, la mette in un lenzuolo pulito, insomma è tutta un qualcosa che si può capire solo se Napoli la si conosce. Io Napoli non la conosco per niente e quindi cerco di capirla attraverso gli articoli che, grazie al Foglio, ci permettono di imparare a conoscere, oltre che visual via Google Maps, anche attraverso le spire recondite della storia della società. Mentre molto bene il contropelo, niente da dire, ben serrato, mi raccomando, la vite di base. Io posso definirmi soddisfatto già a 2 passaggi. Proprio l'altra sera un amico di passaggio a Napoli mi è recapitato su WhatsApp un piatto pieno di cozza alla marinara con dei limoni così. Perché Napoli è stata anche teatro 2 settimane fa, forse l'altra settimana, della convention del litigio clamoroso di Forza Italia, di Licia Ronzulli, della Gelmini, della Carfagna, vi ricordate la grande elite? Secondo passaggio, ma tolto un piccolo red dot che per disinvoltura mi sono fatto, io andrei a procedere con il terzo passaggio. Bene, sì, rimane sempre un residuo minimale, però in questo caso non necessita di nuovo prelevamento dalla ciotola del sapone, quindi riusciamo certamente a concludere usando un po' di ciotola per prepararci all'obliquo. Interessante anche un film che non sono riuscito a trovare, che racconta di un uomo che lavorava all'Italsider di Bagnoli
è che quando fu smantellata, sempre tratto da un libro di Rea, venne venduta e trasferita in Cina, però i cinesi quando la montarono sul posto si accorsero che gli mancava un qualcosa che non riusciva senza quel pezzo a far funzionare l'impianto. Allora si chiama La stella che non c'è, mi ricordo un po' La chiadia stella di Primo Levi, ma comunque è un film con un giovane Castellito che pare interessante, acquistabile credo a noleggio per 2 euro forse su Amazon, ma io non l'ho fatto e volevo vederlo, perché sono storie di italiani che hanno fatto la fortuna all'estero, che ancora oggi riescono a dare lezioni anche a giganti come la Cina, giganti asiatici, perché se ti manca il cacciavite, la chiada stella, quel dado, quell'impianto trasferito a migliaia di chilometri, non funziona, ecco, quindi questo è un onore all'intelligenza dell'italiano che riesce comunque sempre a vendersi all'ultimo momento con grandi risultati. Bene, allora diciamo che in attesa di, anzi ripulendoci dalla schiuma, io mi porto avanti perché il Foglio non ha soltanto riservato questo articolo di prima pagina di Niccolò Flammeri e non soltanto l'articolo su Napoli, ma interessantissimo questo precisamente di Francesco Cunda, Ripartiti al tramonto. Qua sono i due Matteo, ai quali non è rimasto, Matteo Salvini e Giuseppe Conte. Si parla anche dell'altro Matteo rimasto ormai borneo, senza la vista, come lo ha definito Ceccarelli l'altra sera, Propaganda Live. E qua si tratta della fine dei progetti, della fine della politica in Italia, non solo crisi di rappresentatività, ma non ve lo leggo, questo neanche a dire, avvocati ed imputati festeggiano in corte d'assise, corte d'appello a Milano il 9 maggio per la soluzione di quella porcata terrificante che è stata fatta al Monte dei Paschi di Siena con l'acquisizione di Anton Veneta, costata ai cittadini italiani credo 6 miliardi di euro. Benissimo, qua sorvoliamo Stefano Cingolani che affronta l'argomento. Molto interessante invece La seconda vita dei cattivi, qua parla di Barnes Noble, questo è Tom Hanks, lo vedete nel 98 con McGryan in C'è posta per te, e parla della crisi delle librerie e come questa libreria newyorkese che è stata poi rinnovata è riuscita a sopravvivere nonostante Amazon perché ha deciso, e questa è stata l'intelligente intuizione, di vendere solamente libri e non come avevano fatto in passato le librerie di vendere oltre che i libri anche le magliette e le pile. E quindi tornando a portare il libro al centro è riuscita a sopravvivere. Si parla di esempi di fallimenti commerciali terrificanti come Blockbuster, che oggi nelle scuole di marketing è preso come esempio negativo di quello che non si deve fare per mandare in rovina una catena. E si parla, per quanto riguarda la tecnologia, non ve lo sto a leggere, della Nokia che aveva in mano il mercato nel 98 credo, dei telefoni cellulari, ed è riuscito come BlackBerry, prima vendendosi a Microsoft e poi scomparendo, a uscire completamente dal mercato. Soppiantato ovviamente dalla Apple di Steve Jobs. Nel frattempo è passato il miglior vita ormai da 10 anni, tanti saranno, ma con un'intuizione dell'iPhone incredibile. Bene anche il terzo passaggio. Fate attenzione perché l'esposizione di questo rasoio mi ha già una volta sorpreso per la sua super efficienza, quindi un ottimo rasoio. Vogliamo definirlo dolce, ma io non lo definirei tanto dolce quanto efficiente, con la I. Fantastico, e io senza insistere mi considero sbarbato col terzo passaggio, vado a bagnare, anzi vado a sciacquare, in questo caso con acqua fredda che lasciamo scorrere, vista la stagione che si sta scaldando, sempre rimuovere le parti di pelle morta dopo una rasatura in 3 passaggi che riporta quasi a tavola, anzi praticamente come se ci fossimo sbarbati a tavola prima di mangiare. Questo ovviamente non si fa. Normalmente la barba viene fatta nelle prime ore del mattino, ma la domenica che barba ci si organizza per fare anche altre cose, quindi ci si sbarba quando si ha modo, e soprattutto la barba è un'occasione per chiacchierare tra amici con voi. Devo purtroppo rientrare di tutti i miei entusiasmi espressi nella scorsa puntata, infatti quella di 2 settimane fa non ha avuto 600 visualizzazioni perché ero stato interessante io con gli arnesi, con le mie capacità, con le mie notizie, ma avendo inserito Viva la Mamma perché era la festa della mamma, che era l'8 di maggio, cercando Viva la Mamma, i navigatori mi hanno dato delle visualizzazioni non desiderate, delle quali peraltro ringrazio molto. Qua Giulio Meotti racconta delle stirpe degli ucraini di Israele, questo è un politico, e Nathan Sharansky, nato a Donetsk nel Donbass, quindi arrivano dall'Ucraina i migliori politici israeliani. Sapete che nel mondo gli ebrei in Ucraina hanno avuto una storia molto lunga, andate a leggere anche le storie
della mamma di Moshe Dayan, degli insediamenti ebraici prima della guerra mondiale, insomma è molto interessante storicamente, questo lo sentiamo a pie pari, Napoli, i valzer di Musk, qua c'è una interessante diatriba tra il wokismo, che è giusto un ripassino, che cos'è, e l'attenzione senza requi nei confronti dell'ingiustizia sociale e razziale, che germoglia nei campus statunitensi e cammina di pari passo a Black Lives Matter e Me Too. Woke è il sacerdote di un culto esclusivo, soprattutto è il carburante della cancel culture, quindi Musk contro i woke, quindi contro coloro che vogliono mettere la mordacchia alla libertà. Lui ha cercato di comprarsi Twitter, ma quasi arrivato al closing ha voluto prima capire se i bot, cioè i profili falsi, fossero sotto il 5%, evidentemente se ancora non ha firmato l'acquisto è perché sono ben oltre. Ha riospitato, come sapete, Donald Trump, che fu cacciato dopo la sua elezione da Twitter, e si parla di Renzi, dell'Ocasio-Cortez, ma qua non mi dilungo, e molti ormai chiedono a Musk di comprare qualunque cosa per restituire l'industria, il mondo alla libertà. Gli chiedono di comprare McDonald's per sistemare le macchine dei gelati, Game of Thrones per riscrivere l'ultima stagione, TikTok per cancellarlo in eterno. È una sorta di taumaturgo elegantissimo, lo vedete, di larga spalla, con un po' spocchioso, in un revers di uno smoking da sera. E tornando al wokismo, appunto interdizione perpetua di Donald Trump, wokismo è estremismo, estremissione dunque, e non solo. Cosa dire dei subdoli shadow ban quando sugli invisi alla piattaforma cala un'ombra? Quindi questo è un momento in cui i social hanno in mano la società. Bon ton in valigia, questo è come comportarsi in un libro uscito recentemente, ne scrive Maurizio Stefanini, visto che alla fine della pandemia ritorneremo a viaggiare, cosa portare in valigia, ma non solo, è come comportarsi presso popoli che non conoscete per non farvi delle solenni figure barbine. E qua interessantissimo, il più interessante, un articolo di Chiara Galeazzi, dove vedete grandi mostri sacri dei telegatti, abbiamo Corrado Mantoni, Mike Bongiorno e Raimondo Vianello. Non ve lo leggerò, nel frattempo noi cerchiamo, cioè non ve lo leggerò, vi racconterò di cosa tratta, ma nel frattempo, proprio perché dobbiamo andare a tavola, qua ci va del bon ton, per l'appunto, non solo per quando si visitano le culture, per come si sta a tavola, di come bisogna vestirsi. Nel mondo islamico non si può andare con ginocchia e braccia scoperte, mentre in Australia, anzi in Islanda, durante l'estate, nelle pozze vulcaniche dovete stare nudi come dei vermi, se no vi prendono per il culo se tenete un costume. Questa è la cella, quindi se andate a tavola, bon ton, non andate mai troppo profumati, con la passione che ho io per gli alcolici, queste secchiate di fiori, di floreale, di cose anche un pochino più dry, di cose comunque molto buone per presentarsi a un incontro di lavoro, in prima mattina o a metà mattina. A pranzo non potete andare profumati come delle non si può dire cosa, quindi usiamo il cielo, un balsamo, andiamo a scuotere. Questo lo comprai da un ferroviere in servizio tra Torino e Roma, che alla stazione di Cecina me lo passò da un finestrino in bundle con un sapone Kent e una schiuma di questo colore, sembra dello yogurt al malto Kneip. In realtà io non ne uso tanto perché poi non amo avere il viso troppo intriso di un prodotto che magari è un po' più lento da assorbire, ma noi lo assorbiremo con delicati passaggi. Molto buona, c'è la Milano, la famosa casa del sapone da chilo, quello che dura 28 anni, credo, e che qualche coraggioso ha comprato da lasciare ai figli in eredità. Diciamo che i balsami danno certamente quello che serve a lenire gli effetti delle rasature, che sono sempre dei piccoli traumi, il taglio del pelo, la lama, non parliamone. Poi c'è stata una brutta imperfezione, ho tagliato molto male la barba nell'angolo, me ne scuso, quindi è effettivamente stato un errore che adesso a cui non posso più riparare. Ma per chiudere questa rasatura salutandovi, questa giornalista è stata pagata prima di lavorare al Foglio da una società che le aveva chiesto, al fine di digitalizzare, di leggere, di rivedere tutti i Betamax originali delle trasmissioni girate sulle televisioni e non solo della Rai, per trarne degli spunti, per usare un termine che lei chiama in un modo particolare, adesso lo troverò, sclippettamento, cioè tagliare i pezzi, montarli, digitalizzarli e farne delle sorte di enciclopedie della TV. Allora si parla dei telegatti, e qual è la fine, il motivo della fine dei telegatti?
Guardiamo la TV di oggi convinti che quella di ieri fosse migliore, ma l'unica differenza è che prima i soldi giravano, e questa è la conclusione. Tolte alcune cose felici, vista da molto vicino, la TV del passato non ha più inventiva di quella attuale, ha solo molto più denaro per enormi tappeti persiani sotto cui nascondere lo sporco. Io con questo vi ringrazio dell'attenzione, vi auguro una buona giornata da Andrea e da Domenica. Che barba, ciao!